Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Prosegue il bel tempo e il clima decisamente primaverile, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Poi, dicono gli esperti, perturbazione atlantica in arrivo e fine del mese anche abbastanza piovosa. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo generalmente asciutto, prevale un ampio soleggiamento su tutto il territorio, salvo una diffusa e parziale nuvolosità tra Bellunese e Trevigiano e locali nebbie mattutine. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste intorno ai 15-20 gradi, minime sui 4 e 6 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Anche qui tempo asciutto e ampiamente soleggiato, un po' più di nubi sparse qua e là e locali nebbie o foschie mattutine sulle pianure centrali. Temperature massime attese sui 14-18 gradi, minime previste sui 6-7 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul territorio del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole ovunque, qualche velatura innocua sui confini alpini e sui rilievi orientali dell'Alto Adige. Temperature massime sui 19-22 gradi, minime previste intorno ai 6 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti moderati sudorientali localmente deboli da sud sul Golfo di Trieste. Dal meteo è tutto, arrivederci! Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.